Benvenuti, oggi è giovedì 4 luglio 2024. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:24. La luna sorge alle 3:47 e cala alle 19:36. Oggi si celebra Santa Elisabetta del Portogallo. Il nome Elisabetta ha origine ebraica e significa colei che giura per Dio. Il 4 luglio è la giornata dell'indipendenza americana ed è senza dubbio la festa preferita degli americani. Il 4 luglio è un giorno per socializzare e si organizzano parate, feste cittadine e feste di quartiere che si svolgono in quasi tutte le città degli Stati Uniti. I festeggiamenti più grandi sono in città come Washington DC, anche se quelli più imperdibili hanno luogo a Filadelfia, con aree della città isolate dal traffico per offrire spettacoli, giochi, food trucks e attività per tutta la famiglia. Sono 64 le candeline per il comico Enrico Bertolino. Dopo una laurea in economia alla Bocconi e un'esperienza nel campo delle risorse umane, approda in televisione con il programma comico Ciro il figlio di Target, lanciando personaggi di Meneghetti e il muratore bergamasco. Dal 2006 al 2012 conduce Glob lo sceno del villaggio, rubrica di satira e comunicazione per ben 11 edizioni su Rai 3. Ha fondato anche una onlus vida a Pititinga a Recife per recuperare i ragazzi di strada brasiliani. 29 le candeline per il celebre rapper Post Malone, pseudonimo di Austin Richard Post. Inizia a suonare ben presto la chitarra e nel 2010 prova a entrare nel gruppo Crown the Empire. Durante l'audizione però rompe le corde dello strumento e viene scartato. L'artista non si dà per vinto e prosegue a coltivare il proprio sogno. Nel 2016 esce il suo primo album, Stoney. Il successo è straordinario, anche grazie al singolo Congratulations con Quavo. Il suo secondo progetto, Beer Bongs and Bentleys, esce nel 2018. A trascinarlo c'è il brano Rockstar, ancora oggi uno dei pezzi più importanti da lui prodotti. È il più giovane artista di sempre a poter vantare ben 3 singoli certificati disco di diamante. Infine, oggi compie 58 anni l'attore Alessio Boni. Dopo vari lavoretti in Italia e all'estero, dal piastrellista al Pony Express, debutta nel 1990 nel film Il Mago accanto ad Anthony Quinn. Capisce che quella è la sua strada, così si iscrive all'Accademia d'Arte Drammatica e inizia a bazzicare il teatro e il mondo dei fotoromanzi. Il successo esplode quando Marco Tullio Giordana nel 2003 lo sceglie come uno dei protagonisti della Meglio Gioventù, film per il quale riceverà il premio come miglior attore ai Nastri d'Argento. Chi non ha sognato almeno una volta nella vita di andarci? 4 luglio 1776 nascono gli Stati Uniti d'America. Con la firma della dichiarazione di indipendenza da parte del Congresso continentale riunito a Filadelfia, le 13 colonie della costa atlantica si staccano dall'impero britannico per formare una federazione indipendente. Il documento viene redatto dalla Commissione dei Cinque, di cui fanno parte Thomas Jefferson e il celebre scienziato Benjamin Franklin. Passato alla storia come l'atto di nascita degli Stati Uniti d'America, il 4 luglio, Independence Day, viene dichiarato festa nazionale nel 1870. Lo sapete da cosa è composto il corpo umano? La scienza dice che siamo composti per circa il 99% da atomi di idrogeno, carbonio, azoto e ossigeno. William Shakespeare sosteneva invece che noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Quindi lascio a voi e al vostro spirito romantico di credere all'una o all'altra versione. Buongiorno ai 12.
Oggi la Luna non vuole proprio saperne di andare d'accordo con Saturno, forse perché entrambi esigono un maggiore rigorismo formale e una chiarificazione su quelli che sono i sentimenti. Vediamo come reagiranno i 12. Ariete, la Luna, per quanto sia amica, è un po' in conflitto con Saturno, per cui vi suggerisce di non rimandare a lungo tutta una serie di cose da fare e soprattutto di risolvere alcune pendenze che oramai aspettano da troppo di essere risolte. Toro, la giornata di oggi prevede una luna che annuncia delle spese, proprio perché Saturno la limita un po' nella sua azione da seconda casa, quindi niente paura, semplicemente dovete ordinare un po' le spese e parlare col vostro contabile. Cancro, la luna oggi, la vostra luna, non va proprio d'accordo con Saturno e probabilmente qualcosa dal passato, una qualche piccola perdita o delusione amicale potrebbe in qualche modo rendervi un po' uggiosi d'umore oggi. Probabilmente farete con i ricordi un tuffo nel passato e rivedrete alcune sequenze del vostro periodo recente. Leone, la luna oggi è una luna amica di 11ª casa, ma forse chiede di eliminare qualcosa o qualcuno, comunicazioni che non arrivano, una certa solidarietà che non trovate in ambito lavorativo. Oggi vi rassegnerete al fatto che non sempre si può andare d'accordo con tutti. Vergine, una luna oggi di quadratura e in quadratura con Saturno a voi opposto. Oggi qualche problemino al lavoro sicuramente, forse qualche malinteso o qualcuno che si sente un po' disatteso dalle vostre tempistiche. Chiarite le vostre posizioni e siate comunque abbastanza affettuosi. In famiglia qualcosa del passato richiede la vostra attenzione. Bilancia, giornata molto proficua oggi proprio perché Giove e la Luna stanno lavorando per voi e anche il pianeta che nei vostri gradi si esalta, Saturno, ponendo una crisi affettiva su ciò che voi non volete più che accada. Ebbene, questa è la giornata ideale per maturare una nuova strategia affettiva, Scorpione. La Luna e Saturno oggi vi impongono di lasciare andare tutta una serie di cose, anche di rinunciare a tutta una serie di particolari che riguardano le proprietà domestiche. Litigare coi parenti non è certo sicuramente una strada confortevole per voi affettivamente, per cui cercherete comunque di ovviare, anche rinunciando a qualcosa. Sagittario. La Luna oggi è particolarmente bellicosa, sia perché è in opposizione sia perché quadra a Saturno, che quadra nel contempo con i vostri gradi. Ebbene, la distanza in gradi che c'è tra Pesci e Gemelli oggi vi rende la giornata moralmente un po' pesante da affrontare, quindi non stancatevi troppo e soprattutto non tentate di fare capire le vostre ragioni affettive a chi non vuole sentirle. Capricorno, il vostro Saturno oggi proprio non va d'accordo con la Luna, quindi gli umori oggi non saranno dei migliori né da parte vostra né intorno a voi. Cercate comunque di mantenere la calma e anche se vi sentite delusi da qualcuno, cercate di non fare pesare troppo quello che potrebbe essere semplicemente un momento passeggero. Acquario, i giochi planetari oggi sembrano un po' infastidirvi, forse perché vorrete sapere qualcosa di qualcuno intorno a voi. Non preoccupatevi, non sempre il vostro interesse amicale viene contraccambiato con la gratitudine, ma sicuramente qualcuno penserà di avervi perso. Pesci, oggi la giornata è una giornata un po' complessa a livello morale, proprio perché la Luna quadra al vostro Saturno e qualcosa potrebbe destabilizzarvi, forse qualche incomprensione in famiglia, forse qualcosa a cui badare. Ecco, vi sentite un po' responsabili, un po' schiacciati. Cercate comunque con amorevole capacità risolutoria di essere ago della bilancia e di mediare tra i due contendenti. Probabilmente il mezzo a quattro ruote più iconico di sempre. Il 4 luglio del 1957 viene messa in commercio la nuova Fiat 500. Ideata dall'ingegnere Dante Giacosa e diretta discendente della mitica Topolino degli anni 30, è considerata l'auto per tutti, soprattutto per il prezzo abbastanza contenuto, 490.000 lire, circa 13 stipendi di un operaio di allora.
Nella versione storica oggi è considerata auto d'epoca, è stata prodotta fino agli anni 60. Dal 2007 è in commercio una versione rivisitata in chiave moderna. I saggi inglesi dicono "saving for a rainy day". Letteralmente tradotta sarebbe salvare per un giorno di pioggia, ma il significato è ben più profondo. Con questa frase si dà un consiglio per mettere da parte per quelle volte in cui ce ne sarà bisogno. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. L'abbiamo conosciuto sui banchi di scuola come autore del contratto sociale e di Émile, teorico della democrazia diretta e del buon selvaggio. Ma il geniale filosofo, amato dalla Rivoluzione francese e destinato a lasciare una profonda traccia nel pensiero della cultura occidentale, fu un personaggio difficile, scomodo, dalla vita disordinata ed errabonda. Avete capito bene, stiamo parlando di Jean-Jacques Rousseau. Si innamora di Madame Françoise-Louise de Warens, una nobildonna più grande di lui di 13 anni. Successivamente si unisce a Thérèse Levasseur, una cucitrice semi-analfabeta che finirà per sposare e che gli darà 5 figli, che lui abbandonò regolarmente in orfanotrofio. Non va meglio con gli illuministi parigini. Sempre più paranoico e soggetto a sbalzi d'umore, litiga anche con loro. Voltaire lo chiamò il Giuda della confraternita. Ci salutiamo con la frase del giorno. La barca è più sicura nel porto, tuttavia non è per questo che le barche sono state costruite. E noi siamo fatti per conoscere e scoprire sempre nuove curiosità. Quindi vi aspettiamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.